Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Il salotto di Mao. Allora, signore e signori, benvenuti qui al salotto. Facciamo un applauso così apotropaico che porti bene, anche perché abbiamo veramente stasera, è come dire, l'ultimo appuntamento estivo. Ho qui subito qui al mio fianco, io adesso sembriamo tutti e due seduti, perché lui se si alza poi praticamente, cioè adesso poi mi siedo pure io, però molto piacere finalmente incontrare. È un altissimo personaggio, è diverso. È anche un altissimo personaggio, però lasciatemi dire, io vorrei veramente un grande applauso per Damir Ivic. Damir, ma guarda, intanto veramente finalmente grazie al salotto ci siamo incontrati, perché io e te in realtà abbiamo bazzicato. Ci siamo sempre incrociati, abbiamo sempre avuto 150.000 amici in comune, ti ho sempre guardato in televisione, ti ho sempre ascoltato, ti ho sempre apprezzato tantissimo, tant'è che io in questo momento sono molto emozionato, sappilo. No, veramente il rischio qui, avendo un grande professionista che mi farà l'intervista lui a me, perché è un giornalista pazzesco, quindi come fai? È bravissimo. No, ti prego, cambiamo i ruoli, per una volta voglio essere qua, voglio essere pigrissimo, tu fai le domande, io faccio le risposte a caso, faccio la rockstar tutta confusa, facciamo così. Allora, intanto dei brevissimi cenni, avrete capito, stiamo parlando di un giornalista, uno che scrive di musica, perché ha fatto anche tanti libri per Arcana, è stata una firma, diciamo, famosissima e fondamentale di Mucchio Selvaggio, di quando andava Mucchio Selvaggio. Uno dei libri che insomma voglio ricordarvi è La storia ragionata dell'hip hop italiano, che è come dire un po' la Bibbia dell'hip hop italiano, imperdibile, ma insomma tante altre cose. Adesso sta collaborando e sta scrivendo con Rolling Stone, anche un'altra radio, TRX Radio, che è la radio fondata da Paola Zucchero e da un po' di rappusi sparsi, che in questo momento è in pausa, poi insomma vedremo. No, per fortuna le cose da fare sono tante nel magico mondo del freelancismo, o sono tante o non sono qua a parlare con te. Esatto. Di cose. L'ultima che volevo ricordare, sei stato, diciamo, il punto di riferimento di quel momento mitico che è stata la Red Bull Academy, dove veramente state sperimentando di tutto e di più. Ma guarda, mi ricordo una serata con Benga qua vicino all'Esperia, tra l'altro dall'altra parte del fiume c'era Goldi che suonava, i due erano arrivati insieme in aereo e Goldi era quello maturo, quarantenne, famoso eccetera, Benga il ragazzino. In realtà Goldi si comportava come il bambino delle medie e c'era Benga che ci ha raccontato che sì, erano in aereo assieme, lui non ne poteva più, cioè, continuava a parlarmi, ma non ne posso veramente più, ma che due palle. E quindi insomma si erano invertiti completamente i ruoli. Magari come succederà stasera, sarò io no, scherzo, devo fare. Sono un personaggio particolare, si invertono i ruoli, è una puntata veramente frizzante, no, ma è difficile, ragazzi, intervistare Damir, perché a parte che sei un pozzo di conoscenza per quanto riguarda la musica, e poi diciamolo, una capacità anche di raccontare le cose che giustamente con quel talento lì cosa fai se non lo metti a servizio, ci mancherebbe. Tra l'altro voglio anche ringraziarti pubblicamente per le cose belle che hai scritto. Ho scoperto che ti piaceva Satelliti, per me è una cosa incredibile, sei ricordato un pezzo mio fantastico, quindi vabbè, adesso a parte questa cosa però lo amo ancora adesso, ma infatti è stata una sciagura essere invitato qua, perché ho ripreso ad ascoltare Satelliti ed è una di quelle canzoni gommose che ascolti, riascolti, basta. Spero che finito oggi per un po' posso levarla dalla mia playlist. Sì, dai. Però arriviamo subito all'attualità, anche perché tu adesso ti stai occupando di un web magazine, Soundwall, una voce importante, tra l'altro dove ci sono molti articoli anche scritti da te. In particolare vorrei partire da un articolo che ha raccontato uno a caso, uno a caso perché siamo qui a Torino e tu giustamente parlando del Today's Festival hai messo secondo me l'accento, conoscendo questa città, perché hai vissuto qua anche qualche anno. Allora, ho vissuto qua 2 anni che però sono pesati come 20. Era tra il 2004 e il 2006, ero stato chiamato da Max Casacci a lavorare con Casasonic, ho lavorato per un anno, poi un mattino sono arrivato da Max, gli ho detto: senti, se vuoi che restiamo amici non devo lavorare più per te. Siamo rimasti molto molto amici. Quindi ha funzionato. Questo non lo sapevo. È stato il motivo della mia torinesità, che poi però è rimasta anche quando dopo me ne sono andato prima a Bologna poi a Milano.
Milano. Pur restando a Milano, amo questa città, è probabilmente il posto dove più amici, quello dove più mi sento a casa, è quello dove riesco ancora adesso a respirare più fascino, e così. E non lo sto dicendo perché sono qua, cioè se fossi a Villafranca Veronese non lo direi. E a proposito di musica e a proposito della nostra città, nell'articolo secondo me hai tirato fuori una definizione molto interessante. Parlando insomma del pubblico di Torino, hai detto ma comunque a Torino c'è un'intelligenza diffusa, se non sbaglio proprio questi termini hai utilizzato. Può essere, io poi quando scrivo qualcosa me ne dimentico subito, quindi No, puoi dire qualsiasi roba che io faccio di sì con la testa. No, dicevo, giustamente tu hai messo l'accento sul fatto che non è Torino un posto qualunque, in realtà qualunque posto non è un posto qualunque se poi uno lo conosce, però in particolare Torino tu ti riferivi al fatto che è un festival di quel tipo che ha comunque, come dire, un occhio che aveva già una storia, un occhio di riguardo per la musica indie di un certo tipo. Farlo a Torino così, proprio in maniera facile, cambiando trick e track, non prendi per il naso, diciamo, il pubblico di Torino, perché in qualche modo è educato, diciamo, ha una cultura un po' più raffinata. È un pubblico molto di addetti ai lavori, guarda, io mi ricordo ancora adesso un aneddoto che sembra non c'entrare nulla, però durante un club to club, ma veramente tantissimo tempo fa, figurati, si svolgeva addirittura al The Beach, c'era una serata della Osgutton quando il Bergen non era ancora famoso, c'era stata una rissa in console fra alcuni DJ locali e alcuni ospiti tedeschi, succedono queste cose, insomma alla fine di tutto questo bailam avevamo preso un taxi, ci eravamo messi a parlare, eravamo io e una delle persone dell'agenzia che aveva portato gli ospiti tedeschi, il tassista che sembrava un anonimo mezzo tamarro di Barriera Milano, massimo rispetto per Barriera Milano, che, quindi non c'entrava assolutamente niente a vederlo così lombrosianamente con la musica, ci sente parlare, entra nel discorso e ci dice una serie di cose che probabilmente neanche se eri il fondatore di Live Nation le sapevi. E a Torino succedono queste cose, perché Torino è la città dei giornalisti musicali, c'è la più alta concentrazione di giornalisti musicali, è una città di persone sveglie, è una città di persone intelligenti ed è una città di persone dove la musica ha una storia molto importante. Metti insieme tutto questo, il risultato è che non puoi fare cazzate a Torino, puoi farle altrove, ma se le fai qua te le fanno notare. Diciamo, tu hai detto sono venuto qui a Torino nel 2004-2006, che comunque era ancora un periodo sotto le Olimpiadi, diciamo, dove per certi versi c'era ancora l'onda lunga, diciamo, della Torino anni 90. No, ma era come il gruppo al primo EP, il più bello di tutti, poi diventa mainstream e non è più forte come prima, mentre io invece arrivando prima delle Olimpiadi ero lì. E soprattutto per quanto riguarda, ecco, io utilizzerei proprio un termine italiano, perché dire underground ormai in realtà stai dicendo una cosa che è quasi mainstream, è diventato quasi un genere. Io parlerei più di sottobosco, se sei d'accordo. Quindi bello, questa metafora silvestre meravigliosa. Questa metafora lì dove in realtà quel luogo, cioè che in realtà Torino ne ha avuto tantissimo di questo, soprattutto negli anni precedenti, purtroppo lo faccio con... Sì, ma poi si rinnova anche, perché ad un certo punto sembrava esaurito tutto quanto e poi invece è arrivata la fase dei cantautori, di San Salvario prima, adesso di Off Topic, eccetera eccetera. È un po' come Bologna, anche Bologna dopo il Link, il livello 57 il TPO sembrava morto tutto, invece è rinato in forma diversa, per fortuna, perché se rinascesse sempre uguale sarebbe noiosissimo. Il modo per far rinascere questo tipo di scena da dove parte? Perché abbiamo parlato ultimamente, diciamo, la musica è dominata da questi eventi che si chiamano festival, dove chiaramente anche tu ne hai organizzati diversi, però devo dire, ti fa onore comunque, anche lì hai comunque una voce, diciamo, critica, nel senso che non è che è tutto ok, anche perché è diventata una parola di moda, festival, adesso tutti i brand vogliono investire nei festival, i club sono una roba da sfigati, devi assolutamente andare nei festival e i soldi vanno allocati solamente lì. Perché? Non riesco a capire il motivo, o meglio, peggio ancora, lo capisco ma non mi piace. Moda, tutta questione di moda. E che consuma un po', diciamo, il territorio consuma la possibilità anche per quello che è il sottobosco di rinnovare poi, è vero, la sua, in qualche modo la sua flora. Di avere un minimo di nutrimento, esatto, perché se non arriva acqua al sottobosco e c'è solamente l'acqua Fuji ai festival grossi, muore tutto. Che poi mi fa sorridere questa cosa, perché ti assicuro che vista dall'esterno Torino è una sorta di paradiso in terra inspiegabile, perché l'Italia ha sempre fatto molta fatica ad avere dei festival che funzionassero. Torino ha il K Future Festival, ha Club to Club, che sono due eccellenze europee.
come diavolo è possibile che ci siano i due più interessanti festival italiani siano nella stessa città? Poi addirittura quando c'era Movement, la parte invernale del K, era a una settimana di distanza con Club to Club, era una cosa che andava contro ogni legge di mercato. Poi c'era il 2Days, che era considerato il festival indie più importante, magari lo è ancora adesso, appunto, la questione aperta. Quindi vista da fuori Torino è un paradiso in terra. Lo so che vista dal sottobosco probabilmente ti stanno urinando in testa, almeno hai questa sensazione qua. Però diciamo, tra le varie cose che ho messo da parte c'è anche il fatto che tu hai questa, la cosa che ancora non sei riuscito a fare, ti piacerebbe fare, è quella di scrivere di sport. È vera questa cosa, ti piacerebbe scrivere di sport, e tra l'altro ho scoperto che sei tifoso di calcio. Aspetta, hai studiato? Ho studiato, ma di una squadra, cioè non è né del Toro né della Juve, ma lo faccio dire a te a questo punto, cioè, sei del... Ogni volta devo spiegare, io tifo quella squadra lì ma non sono nazista, io tifo Hellas Verona, quindi... Cioè, vabbè, ma è una tifoseria che No, addirittura io- nasce di sinistra, cosa che la gente non sa. È una tifoseria che negli anni 70 era gemellata con i napoletani, quindi pensa come possono cambiare le cose. Sì, tifo quella squadra lì anche perché quando ero piccolo ho visto vincere l'unico scudetto che è stato assegnato durante il sorteggio integrale dell'arbitraggio. Mi piace sempre sottolineare questa cosa. Quindi sai, avendo anche Bagnoli vicino di casa, vedi vincere lo scudetto più incredibile in assoluto in Italia a 10 anni, resti stregato, e questa cosa mi è rimasta anche quando poi me ne sono andato da Verona, perché sono nato lì, da genitori slavi. Figurati essere alto, slavo e ateo a Verona negli anni 80, c'era proprio lo stigma su di me. Quindi detestavo i veronesi, ma inspiegabilmente amavo fin da subito la squadra di calcio, e questa cosa mi è rimasta. E tornavo su questa cosa qua dello sport, perché io in effetti, come dire, ci vedo molte analogie tra la figura, diciamo, del musicista e quindi quello che in realtà deve fare il musicista, perché uno immagina il musicista soltanto così la performance, però dietro la performance c'è tutta una preparazione, c'è tutto un lavoro, se vuoi anche, soprattutto per una band, un lavoro di squadra. Nello sport sembra una cosa completamente diversa, ma in realtà c'è molte similitudini. Ma tantissime, anche se tu prendi i calciatori, ci sono molti calciatori veramente bravi che però sono rimasti in Lega Pro perché non hanno trovato il procuratore giusto, esattamente come ci sono molti musicisti bravi che non hanno trovato il manager, non hanno trovato l'etichetta, non hanno trovato il booking, oppure l'hanno trovato ma non era il momento corretto per averlo. Quindi c'è questa componente di casualità che è molto presente sia nella musica che nello sport, ed è paradossale perché invece chi è appassionato di musica o di sport da tifoso o da fan pensa sempre che tutto deve essere preciso. Sei bravo, quindi devi avere successo, se non hai successo è un complotto dei poteri forti. Non è esattamente così, molte volte c'è la componente aleatoria. Anche una componente che secondo me accomuna le due cose è la disciplina, in qualche modo, l'abnegazione che tu devi avere per Tantissimo. ottenere dei risultati, no? Ma allora, quando tu vedi, che ne so, facciamo l'esempio dei trapper di cui tutti adorano parlare male perché fanno una musica orribile, perché sono dei decerebrati, eccetera, eccetera. Forse sì, qua il discorso sarebbe amplissimo, ma chi di loro ha successo ha comunque un'etica del lavoro che è incredibile. Tutti ce l'hanno coi Maneskin, cambiando genere musicale, tornando alle chitarre, ma i Maneskin hanno funzionato come hanno funzionato, non tanto e non solo per la musica, ma perché sono veramente bravi, precisi e non saltano un appuntamento di lavoro e danno il 100% in ogni singola cosa che fanno. E come il calciatore che magari non è baciato dal talento di Maradona, che può permettersi di fare le serate strane a Napoli, ma un altro deve allenarsi, deve curare ogni singolo particolare. Allo stesso modo un musicista bravo, con un po' di talento, se vuole veramente arrivare al top, dovrebbe rendersi conto che ogni singola cosa che fa, ogni intervista stupida ad una webzine, per dire, può fare la differenza e mantenere sempre la stessa intensità. Sto parlando come un allenatore di calcio, me ne rendo conto. Vedi? Vabbè, ci sarebbero un sacco di cose che vorrei chiederti, ma chiaramente qua il tempo vola. Una delle altre, diciamo, uno degli argomenti tra i musicisti adesso più in voga è quello: non ci sono più band che vanno in classifica, non esistono più le band di ragazzi che suonano. Ecco, ti prego Damir, dacci anche tu almeno una... È vera sta cosa, effettivamente in classifica negli anni 80 c'erano 4-5 band minimo. Così siamo diventati individualisti. Allora oggettivamente è diventato molto più facile fare musica da soli. Un tempo dovevi incidere musica dentro uno studio di registrazione, lo studio di registrazione costava molto, meglio splittare il costo fra più persone, per questo c'era la band. In questo momento basta avere un computer, basta essere un minimo autistici
e basta stare in camera propria e poi diventare un musicista che funziona anche. Per giunta un tempo dovevi farti notare dalle major eccetera eccetera, ora basta diventare virali su YouTube o su TikTok. Quindi è normale che ci siano molte più opportunità per chi è singolo, ma non è detto da nessuna parte che una band non possa funzionare in questo momento, anche perché i gusti delle persone cambiano, ritornano, riprendono, ritornano sugli stessi posti di 10 anni prima però sotto forme differenti, quindi la cosa fondamentale secondo me è essere sinceri nei confronti di se stessi. Se tu ti senti a tuo agio solo nella forma di band, solo perché vuoi lavorare collettivamente, fallo. Nel momento in cui ti dicono ma sei uno sfigato perché ora funzionano solamente i personaggi singoli, non ascoltarli, anche perché se tu ti metti a fare il personaggio singolo e non lo fai istintivamente non verrai fuori bene, perché non ce l'hai dentro, non ce l'hai nel tuo DNA. Sei uno di quei difensori che sì, vorrebbe fare il centrocampista, tenta di adattarsi da centrocampista, farà panchina, sarà storgato per tutta la vita. Importante anche per un musicista, chiaramente conosci te stesso, perché sennò dove vai? Fai soltanto casini. Ma quella è una cosa che manca molto, perché ora i musicisti sono diventati talmente tanto manager di se stessi che sembrano più preoccupati di conoscere il mercato piuttosto che di conoscere se stessi. Ecco, questo l'ho notato e questo mi preoccupa abbastanza, perché è una finta saggezza che in realtà non porta da nessuna parte. Deve essere sincera, perché se non fai una cosa sinceramente ed onestamente non ti verrà mai bene al 100%. Dopodiché sii zen, renditi conto che c'è la componente culo, renditi conto che se facevi uscire quella determinata canzone un mese prima, un mese dopo, magari ora al posto dei Maneskin c'eri tu. Non è successo. Capita, come non è successo a te, non è successo a miliardi di altre persone. Sei in buona compagnia di sicuro. Tieni davanti il poster di Gianni Morandi e delle sue mani, naturalmente con la scritta 1 su 1000 ce la fa, che per quanto è diventato un luogo comune è assolutamente così. Ho veramente ancora pochissimi istanti, però 2 domande te le voglio ancora fare. Ecco, se oggi arrivasse un'altra occasione tipo quella della Red Bull Academy, con che cosa partiresti, su che cosa ti concentreresti, cosa cambieresti rispetto a quello che hai fatto? Lavorativamente, sì. dici? Sicuramente adesso sono molto più consapevole rispetto a un tempo, e questo significa anche che ho perso la freschezza di idee. Quello che io voglio assolutamente continuare a fare è collaborare con delle persone che abbiano molti anni meno di me. Collaborare con i ventenni è fondamentale, l'ho già detto da altre parti, ma hanno una freschezza, un'elasticità mentale che tu comunque, vista l'età che hai, siamo più o meno coetanei noi, esatto, certo. Non ce l'hai più, quindi confrontarti con questa cosa, anche quando ti sembra stupida, anche quando ti sembra inutile, ti cambia la vita. Ti faccio un esempio stupido velocissimo: giornalista, abituato a lavorare nelle redazioni eccetera eccetera, mi sono ritrovato a lavorare con S Magazine, che è il più grande successo editoriale degli ultimi tempi, può piacere, può non piacere, e loro fanno tutto il lavoro redazionale via WhatsApp. La cosa mi ha sconvolto, abituato al lavoro redazionale, correzione di bozze. Certo. Questi fanno tutto via WhatsApp e fanno benissimo, e lì ho capito un sacco di cose. Ho accennato al fatto che collabori con Rolling Stone eccetera, il tuo web magazine, ricordiamolo, Soundwall, consigliatissimo, andate a spulciarlo e a leggere che gli articoli. Parlando di musica elettronica, in realtà ormai posso permettermi di parlare di qualsiasi cosa. Sono molto orgoglioso di una serie di interviste molto belle ad Enrico Rava, Paolo Fresu, insomma alcune coperture del mondo jazz italiano. Di quello vado molto molto orgoglioso, anche perché è un omaggio in diretta a mio padre, perché quando ero piccolo il primo disco che mio padre mi ha fatto ascoltare era Stratus di Billy Cobham, lui super appassionato di jazz, quindi questa è stata la mia educazione musicale. Non ho mai scritto di jazz nella mia carriera giornalistica fino a pochi anni fa, adesso finalmente lo posso fare e sono una persona molto contenta. Mi basta poco, vedi. Quindi tuo padre era un appassionato di jazz, sì. quindi anche col Billy Cobham, vedi che poi mi basta poco, uno scudetto vinto nell'85, un articolo su Freso nel 2023, sono già contento. Sei contento. Senti, no, però volevo chiederti se c'è un progetto, qualcosa al quale insomma stai lavorando, di prossima uscita, se c'è una roba nuova sulla quale... Allora, ti dico solo che in questo momento Soundwall, di cui sono molto soddisfatto perché ho completa libertà d'azione, è una realtà molto artigianale. Non mi dispiacerebbe capire se ci sono le condizioni per renderlo di nuovo qualcosa di efficace dal punto di vista commerciale, senza però perdere l'anima, senza però svendersi a chi ti vuole acquistare, cioè tutti, perché in questo momento le major si sentono molto forti e quindi vogliono anche controllare l'informazione. C'è una situazione molto sovietica, anche se non sembra. Ecco, riuscire a rientrare nel giro commerciale, iperprofessionale
però mantenendo la libertà di giudizio sarebbe una sfida mica male, sarebbe come arrivare in zona UEFA, che avendo noi un presidente tirchio, arrivare in zona UEFA è un miracolo. Un miracolo, un miracolo. Sì, no, il nostro è più tirchio di Cairo, figurati. Vabbè, ma sai che quelli se no non mica fanno i presidenti se non sono tirchi, come mica i miei se non sono tirchi. L'editoria è debole, ha paura a schierarsi perché se si schiera incontra una grandissima forza d'opposizione da parte di chi detiene le leve del potere per quanto riguarda il campo culturale e il campo dell'informazione, quindi c'è poco coraggio in questo momento, lo capisco perché hai paura di perdere quel poco che già hai, ma in realtà se non si ritrova questo coraggio andrà a finire ancora peggio. Sono d'accordo, perché in realtà quello è, come dire, il terreno per poi far sorgere, diciamo, da questo tipo di dialettica delle soluzioni nuove, se no diventiamo tutti degli yes men e ascoltiamo tutti la stessa musica. Se fosse cucina fino a quando la musica annoia, perché anche in passato le major volevano trasformare tutti in yes men, quando ci sono riusciti poi è arrivata la crisi. Non gli viene in mente questa roba qua, sono convinti sempre che controllando tutto saranno sempre in cima al mondo, ma la storia ha dimostrato esattamente il contrario. Ma soprattutto ascoltate Damir Ivic, perché ne sa, signore e signori, ne sa. No, Damir. Mao, grazie ancora per l'invito, No. ti assicuro, non sembra ma sono molto emozionato. Ma io sono anch'io molto emozionato e soprattutto sono molto grato, insomma, del fatto che sei venuto a trovarci. Spero di poterti ospitare ancora prossimamente, perché sicuramente è la tua figura è una di quelle figure che in qualche modo arricchisce anche questo nostro piccolo palco. Quindi grazie ancora a Damir Ivic, facciamogli veramente un grandissimo applauso. Adesso resta con noi perché siamo pronti. Thank you. Siamo pronti invece a presentarlo finalmente in chiave praticamente cos'erano 20 anni che non c'è più. Il salotto di Mao.